Allora, Caporal Maggiore Chiara Bertacco, mi metto sull'attenti? Ma come decide una ragazza di intraprendere questa carriera? Qual è la molla che fa scattare questa passione? Una decide di andare a fare la manager, un'altra decide di andare a fare l'alpina. Da me è successo, è partito tutto da un sogno, è partito. Un sogno? Fin da piccola, e da quello l'ho portato avanti, coltivato sempre di più e sono arrivata finora così, alpina vera e propria. Vera e propria. Da quanti anni? Da 4 anni. Da 4 anni. E ogni anno è sempre meglio o ogni anno pensa ma è meglio se facevo qualcos'altro? Ogni anno sempre di più, sempre con una gioia immensa e con uno spirito di corpo fortissimo. Ecco, lei quando sfila, lei partirà per Latina, no? Sì, partirò sabato mattina. Ecco, nei prossimi giorni. Quando si è una dunata, che cosa si prova? Io sento sempre un fuoco dentro il cuore, che questo me l'ha passato mio nonno. Mi portava con lui a fare tutte le dunate, fin da piccolina. Ma si ricorda la prima volta in cui ha pensato io farò l'alpina? Io ho sempre detto che lo farò, che lo voglio fare. Sempre detto, anche mio nonno. Quindi l'ho portato avanti. Volere e potere. Volere e potere. E di suo nonno cosa ricorda? Ricordo il cappello alpino, tarmato, ma sempre portato in testa. Tarmato. Sempre portato in testa. E le storie che mi raccontava appunto della guerra che ha fatto e vari racconti suoi. La storia che le è rimasta più impressa di quei racconti? Qualche emozione forte che le ha suscitato? Quando è stato catturato dal campo concentramento di Mauthausen. Quello è stato proprio una cosa che mi ha brivido. Brivido e veramente da piangere. Primo Caporal Maggiore Michela Guarise, anche lei Buonasera. mi metto sull'attenti. Lei non va invece a Latina? No, purtroppo no, mi dispiace perché gli ultimi anni ho sempre partecipato, quindi poi dopo la dunata dell'anno scorso, ricollegandomi al discorso di prima, mi sarebbe piaciuto rivivere, non so se sarà ai livelli di Bassano, però la dunata di Bassano è stata veramente unica. Posso chiederle cosa ha spinto anche lei a intraprendere questa carriera? Io ho fatto un percorso un po' diverso da Chiara. La voce Gentilini che vuole farle una domanda, sento... Ok, dopo. Io vorrei sapere Dica. quante comunioni a voi avete fatto, perché la comunione era quella, l'imprimatur di diventare alpini. Voi sapete... Il nonnismo, insomma, un po' di nonnismo. Adesso lo chiamano nonnismo. Un po' di sano nonnismo. Ma sapete, la comunione era rappresentata da fette di patate lasciate macerare per 8 giorni nell'urina di mulo. E quindi ogni 2 o 3 sere venivano i nonni, perché i nonni, sai, allora con i vestiti, con le lenzuola, e tu dovevi mangiarla volere o volare, perché se ti rifiutavi eri un martire, perché aquile ti facevano tutti gli scherzi possibili e immaginabili, e quindi era il nonnismo, ma era proprio il marchio. Quando superavi quelle vicende eri alpino. Ecco, vedi. Sentiamo se il Caporal Maggiore, primo Caporal Maggiore ha subito... Adesso è un po' diverso, non mi spiace deludere le aspettative, però è una cosa completamente diversa adesso.